È partito da Terenzano il campionato italiano di Speedway con il doppio appuntamento inaugurale sabato 1 e domenica 2 aprile. Protagonista sull'ovale friulano l'italo-argentino del motoclub Lonigo Nicolas Covatti, che centra la doppietta vincendo entrambe le gare, senza che il campione italiano in carica Michele Paco Castagna, alfiere del motoclub Olimpia, riesca ad arginare la sete di vittoria di Covatti. In gara 1 del sabato 5 vittorie di Covatti nella batteria di qualifica. Castagna raccoglie 2 vittorie e 2 secondi posti, ma manca la finale a causa di una squalifica per un contatto con un avversario. Tutto facile per Covatti che in finale mette dietro in sequenza Vicentin, lo sloveno Grmek e Percotti al quarto posto. Fotocopia in gara 2 della domenica con Covatti che vince tutte le batterie di qualifica. Michele Castagna risponde centrando la finale con un'ottima sequenza nelle qualifiche. Spettacolare la finale con Castagna che sceglie la corsia esterna, ma Covatti riesce a stargli davanti infilandosi sullo stretto, portando a casa la seconda vittoria del weekend. L'ordine d'arrivo vede Covatti davanti a Castagna, terzo posto per lo sloveno Grmek, quarto l'esperto Franchetti. Parte bene la stagione organizzativa del Motoclub Olimpia di Terenzano, con la grande soddisfazione del presidente Pierpaolo Scagnetti di avere rivisto dopo tanti anni un numeroso pubblico sugli spalti dell'Olympia Stadium per un campionato tricolore con un alto tasso tecnico arricchito dalla presenza di molti piloti stranieri. Ora riflettori puntati sul grande evento internazionale del 25 di aprile con il campionato europeo Speedway. Nico, parte bene la tua stagione qua a Terenzano in campionato italiano. Ciao a tutti, sì, veramente oggi è andata tutto alla grande, sono contentissimo di cominciare il campionato in questo modo e niente, ha funzionato tutto perfettamente dall'inizio delle batterie, dopo durante la metà gara la pista è cambiata un po', abbiamo avuto qualche difficoltà su mettere il setup giusto per la moto, ma comunque riuscivo sempre a fare delle partenze ottime. E niente, adesso speriamo la gara di domani. Hai passato tanti anni qua con il Motoclub Olimpia Terenzano, sei stato anche premiato con una targa ricordo dal presidente Scagnetti proprio per questa ottima collaborazione con un club che a cui appunto ha portato belle soddisfazioni vincendo campionati italiani. Sì, ovviamente io sono stato qui parecchi anni, ho perso anche il conto perché sinceramente sono stato tanti anni con il Motoclub Olimpia e da quale sono felicissimo di aver fatto parte perché ho avuto degli ottimi risultati in gare nazionali e anche internazionali, quindi sempre ho ringraziato a tutto lo staff per il suo lavoro. Quest'anno avevamo deciso di fare un cambiamento e abbiamo iniziato con il Motoclub Lonigo. Al momento super felice perché è andata alla grande, però bisogna concentrarsi perché il campionato ancora è lungo. Sappiamo che pilota a battere è sempre Castagna perché ha un livello altissimo e ovviamente ha migliorato moltissimo, però bisogna essere concentrati sempre. Il tuo programma continua anche in chiave internazionale? Sì, speriamo qualche conferma per le gare qualificazione del campionato europeo, qualificazione del campionato del mondo individuale, sia individuale che a coppia. E al momento non abbiamo niente di ufficiale, però io spero sempre qualche convocazione e sappiamo che c'è una gara molto importante qui a fine aprile e sarebbe bello farlo perché ovviamente è una pista che conosco e a volte è un ventaggio anche quello. Paco non è partito al meglio con la prima giornata, però sappiamo che il campionato è ancora lungo, tutti presenti tra l'altro da campione italiano. Sì, sicuramente abbiamo cominciato un po' col piede sbagliato, però sono gare, c'è stato un piccolo errore nella batteria con Vicentin, un errore anche inaspettato perché c'era una buca che ho preso, mi ha portato alla squalifica e quindi a perdere il posto in finale, però comunque il campionato è molto lungo, vedremo alla fine cosa succederà. Comunque sono sempre convinto che finché la matematica mi tiene dentro il campionato può essere mio, quindi prendiamo gara per gara. È stata una gara spettacolare, una gara tra l'altro anche con diversi avversari esteri, questo eleva anche il livello del campionato. Assolutamente sì, è bellissimo vedere che ci sono piloti stranieri che vengono qui a correre queste gare, sono interessati a correre queste gare, è molto importante per noi per alzare anche il nostro livello e si è visto oggi delle belle batterie, quindi no, contento. Ovviamente se non ci fosse stato lo sloveno sarei entrato in finale, quindi no, comunque sono contento perché teniamo il livello bello alto anche per
in visione della lunga stagione che ci aspetta, con gare molto importanti. Una buona cornice di pubblico, una giornata ideale per assistere a una gara di speed, anche per chi magari non conosce questa specialità e vuole avvicinarsi. Assolutamente sì, anzi sono contentissimo perché il Motoclub Olimpia, dopo tutto il lavoro che continua a fare, si merita tanto pubblico, si merita tanta gente che venga qua a vedere le gare, con l'ingresso gratuito non c'è niente di meglio. Sono 2 ore di adrenalina, quindi perché no? È bellissimo vedere che ci sia gente negli spalti e che venga a tifarci, quindi speriamo vengano anche domani e che si prosegua tutto il campionato così, no? Senti, in Argentina d'inverno, prossimamente inizierai da professionista anche in Inghilterra, campionato italiano, direi una carriera per ora veramente da incorniciare, un po' sulle righe di tuo papà. Sì, stiamo cercando di metterci tutto quello che abbiamo, io e la mia squadra. Mi sto impegnando moltissimo in tutti i sensi, a livello di moto, preparazione fisica e mentale. È molto stancante tutti i viaggi, la preparazione, però contento di essere arrivato al livello dove sono ora e sto continuando a lavorare per riuscire a aumentarlo e a migliorare, quindi sicuramente non abbiamo cominciato oggi con il piede giusto, però sono contento del livello che sto portando nelle varie piste dove sto correndo e come hai detto te, cominciamo in Inghilterra adesso una stagione molto lunga con gli Edimburgo, con i Monarchs, quindi contento e motivato. 25 di aprile si volta pagina, qua arriva l'Europeo, sarai uno dei volti attesi per quanto riguarda la nazionale italiana. Sì, stiamo ancora aspettando la convocazione ufficiale, però credo che nelle prossime settimane arriverà, aspettiamo la sicurezza, però sì, se fosse così sicuramente ci aspetta una gara incredibile con i migliori piloti a livello europeo che vengono qui nella pista di Terenzano, quindi perché non venire a vederla e vivere quelle 2 ore e mezza di adrenalina pura il martedì 25, quindi vi aspetto qui e speriamo di portare tutti e 2 i piedi sul podio e riuscire a qualificarci per la fase successiva.